Crescenti di luna, su un giorno nascono tutti. Quindi ci hanno messo un giorno a nascere. Un giorno a nascere. E adesso quanto che mette a tenerli a covo, quanto che mette? Per i cavalli abbiamo su 21 giorni. Ah, prima 21 giorni? 20 giorni per cavalli. E dopo, pian pianito, il giorno che viene da nasce sul giorno o chi nasce o chi non nasce, quei sani. In un giorno circa? Un giorno circa, perché sennò i muore sul uovo e resta così. E adesso quanto che vorrà perché diventi autonomi, sti pitussi? 40 giorni. Io per 40 giorni li accompagna. Dopo li abbandona e va per conto suo, ma per 40 giorni è insieme. E a mangiare cosa che dà tu da mangiare? Adesso che do un po' di mangime, briciole di pan. Ai pulcini? Sì, e briciole, tutte. E ogni mattina però, quando era qua, la mattina mezz'ora, un quarto d'ora, 20 minuti ogni mattina, tirava fuori che ora mangiava. Faceva quello che aveva da fare, mangiava un po' di erba, aveva un giusto di acqua e dopo dentro diretta per 21 giorni sempre così, con pazienza e un poco piena di paura che te che fassi del male perché aveva paura. Quanti eri i vovi che ti ha messo a covo? 15, dove si stai mangiando dei topi, dei sosi e 13 sono nati tutti. Razza? Razza nostrana perché il gallo era nato l'anno scorso da Teresina, sempre da una gioca. Ma nostrana, cosa intendi per razza nostrana? Razza nostrana, nati in casa, ma le nostre gaine. Sì, ma vuoi dire, hai un nome particolare, queste gaine? Nostrano è quello che ti allevi in casa, se no è allevamento, più tu sei ti fatti nascere con le macchine, con questo con questo. Promette bene, cosa ti sembra? Sì, mangia e comincia a beccare, sua mamma tira fuori i briciole intera, e dopo li chiama e ribecca. Li becca subito il primo giorno. Il primo giorno è nato, il secondo giorno è subito cominciato a mangiare. Trattamenti cosa che hai fatto? Niente, perché non così più a cucina, una volta che davamo una goccia, ancora a cogliere mia mamma, adesso una goccia per farli viva meglio. Adesso non così perché adesso per gli allevamenti che non hanno tolto tanta e non vale la pena per dire. Ma dove hai imparato a starte? Ancora da mia nonna per adesso. Quando dai motori gaine sotto la scesa, no, c'è pari poi asti sotto la scesa perché i giochi andavano a fare nascere sui scesi di qua e di là. Ah. A un botto domani io vedo, un botto di notte andavamo. C'è pari sugli alberi sulla scesa. Ti ricordi di questa? No. No? Come c'è parli? Era gioca, i giochi, no una. Destra e sinistra, io li sa fare su io, se le vai su uovi e veniva fuori, si dava a mangiare così. Tutto muoia, sempre muoia. E qui là, in fondo il suo praga era che si è grande là. Io a sera andavo a dormire dove era nati. Andavamo a ciappare sugli alberi. Ma si parla ormai di 65 anni fa, non adesso. Chi era l'esperto di andare sugli alberi a ciapparli? Sempre mia, ero mia e mia mamma, andavamo mia e mia mamma a gran parte. Ma è sotto gli alberi, non sola? No, sui rami, ieri scesa bassa, a boscaglia bassa, no, a gazier, sui prati, proprio a boschetta ieri. Sì, là io andavo su, noi andavamo di notte, chiedi, ci avevamo per i gambi, ci andavamo troppo a Scaia. Mi è toccato a Scaia, però se volevamo ci fare. Ora ieri, oltre ad essere nostrani, ieri anche salvati qui perché ieri fuori, ma sennò qui che teniamo casa ieri sul cortile, qui era un'altra roba. E qui pascoava per conto suo? Qui no, per conto suo, qui era buoni da mangiare, andavi a ciapparli dove sapevi che avevi sul posto.
Però sapeva che a casa era... Io veniva a mangiare per qua e tutto quanto, però andava, dove era nati andava a dormire, insomma, in poche parole. Questo è una verità, è proprio roba viste e fatte. In più avevi qui a casa? In più era qui a casa, che ne era 7-8 piena sotto dove era a Caneva, era ancora meno, poi d'India e piotti, ti sai d'India, con tanti uovi, mettevano come, qui i piotti, tutto, qui le oche. Ma in tutto per la nostra famiglia che sarà stata, mettiamo, quante persone che era? Ieri 12-13 persone a buon'ora quando mi ero E quante... Dopo non io. No, potevi a te. Quante galline, quante coae, le Sempre ciocche? sì, sempre da maggio, che io scominciava le prime coae, fino a settembre, 7-8 anche. Perché 10-12, e dopo ti mangiavi, ti vendevi, Dove? ti vendevi una gallina per comprare il restante da mangiare. Dove andavi tu a vendere? Sul mercato, a borsa, con la sporta, in bicicletta. Dove? Il mercato dei polami, che adesso lo si pia. Ti sai che era il mercato dei polami? In che zona? Poi era il mercato della verdura. Andavo a San Tommaso, là, prima di San Tommaso, era il mercato del polame. Sui mura? Sulle mura, delle mura, Di Treviso? di Treviso. Prima che era quello della verdura, più avanti in stante era quello della verdura. E che era commercio, sì. Sì. Portavamo galline, pastri, bovi, anatre, conizi, quello che avevamo. Perché una volta era così, vivevamo con la nostra roba di casa, perché con cunizio ti compravi, mettiamo i torti un chilo di carne, perché ora non ti compravi le vacche, come adesso il cucco una vacca dura 6 mesi. Una storia così. Una figlia mia che andava a Perugia con la bottega con i uovi. Te andavi a scuola? Andavo a scuola per i campi qua, e da una parte a Cartelma, e da una parte a borsa con 10, 15, 20 uovi, e con tanti, tu avevi il succo, Porta a casa il formaggio, o quel che serviva col bacalà. il poco che si ciapava, si può dire giornaliero, o se no 2 volte a settimana, ecco. Era prima di scuola ti portavi i uovi? Andavo a scuola con la borsa e tutto, passavo davanti a bottega, che era sempre aperta, che ora è, Ferruccio qua, così. E dopo tornai in Rio a fare la spesa, portare a casa quello che mi serviva, e qui era verso un botto e mezzo, un quarto, ieri a casa. Così era la vita a piedi, per i campi, chiedi.